Io non ho capito, ho capito che uno ospedale di terzo livello fatto dallo Stato, modificato, non ho capito. Per quello con la relatrice Samanpelli abbiamo chiesto un incontro con Alberto Stefani, che sa a breve. Il sindaco di Padova vuole chiarezza dopo le notizie apparse sul possibile cambiamento del progetto del nuovo ospedale di Padova Est, ventilato dall'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Il primo cittadino chiede alla regione delucidazioni. L'obiettivo: condividere le tappe di un lungo percorso iniziato più di 20 anni fa. Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato la volontà di organizzare un tavolo insieme alla regione, comune e università per valorizzare anche gli altri due plessi, quello dell'ospedale Giustinianeo e quello del Sant'Antonio. Il primo cittadino di Padova si dice sempre pronto al dialogo costruttivo, purché ci siano tempi certi e le garanzie definite in passato. L'ospedale deve essere fatto, è una cosa importantissima per i cittadini, assolutamente per la sanità padovana. E quando parlo dell'ospedale non parlo solo del nuovo Padova Est, parlo anche di Giustinianeo, sia chiaro, deve essere fatto tutto quanto insieme. L'unica cosa a suo tempo non è stata definita, e nessuno l'ha definita, almeno io non lo conosco, è stato Sant'Antonio, non è stato mai definito cosa. Ma tutto il resto è stato definito. Il comune ha fatto investimenti importanti nell'area est, a partire dalla nuova linea del tram e dalla viabilità dell'Arco di Giano. Il nuovo ospedale sarà realizzato nell'area individuata a Padova Est come previsto dal cronoprogramma, dalle intese preliminari e dai progetti, ha assicurato Stefani, ma senza preclusioni sull'eventuale aggiornamento di alcuni particolari dell'opera alle esigenze dell'utenza, degli operatori sanitari e dei ricercatori, all'unico scopo di renderlo pienamente un riferimento nazionale. L'esperienza del Covid, l'avvento dell'intelligenza artificiale e l'aumento dell'età media devono essere aspetti da considerare perché impattano sul sistema sanitario, sostiene il presidente. Un nodo cruciale resta il reperimento delle risorse. Anche qui il sindaco vuole rassicurazioni. C'è collaborazione al massimo. È stato firmato un accordo di programma come comune, provincia, università, azienda sanitaria, e per cui, in cui sono cose abbastanza chiare. Noi come comune abbiamo dato, se non sbaglio, 500-600 mila metri quadrati di terreno gratuitamente. Non entro in termini tecnici, hanno fatto molte cose con l'università sotto l'aspetto tecnico, per cui bisogna capire cosa è successo, cosa è cambiato. Poi se non si è cambiato niente, che c'è male, c'è stato qualche fraintendimento, cioè nessuna polemica assolutamente. L'ospedale è una cosa molto importante.